Padova e Calzedonia Verona. Verona che ha chiuso 24-26 il primo set. Servizio insidioso di Consiglia, probabilmente non voleva fare tutto quello che ha fatto, cioè la palla ha toccato lentamente il nastro ed è proprio caduta in modo verticale, non consentendo così alla ricezione di Verona di poter intervenire. Quindi 1-0 per la Chioene Padova. Ancora Consiglia, cambia il tipo di battuta, questa volta non c'è intesa tra Paolucci e Mengozzi e ne può approfittare Padova, però con Verona che riesce a tenere. Fischiata una doppia a Padova nella fase appunto di difesa dall'attacco di Kovačević, che ha potuto mandare il suo colpo sostanzialmente senza muro. Paolucci al servizio, 1-1 in questo secondo set tra Chioene Padova e Calzedonia Verona. James Shaw per Taylor Averill, binomio americano in questa azione. I due biondi della Chioene Padova trovano così il punto che vale il 2-1 a favore della squadra di casa. Chioene Padova di nuovo al servizio con James Shaw. Il suo colpo che per poco non trova il campo e quindi palla direttamente out e punto del 2-2. Uros Kovačević per la Calzedonia Verona, tiene Marr, questo fortissimo colpo, di nuovo Stephen Marr che prova il pallonetto, Verona non si fa intimidire, Kovačević passa in mezzo alle mani del muro bianconero disunito in questa azione e trova così il punto del 3-2 che riceve anche gli applausi del pubblico di Padova. Ricordiamo, sempre sportivo in ogni sfida, che si tratti appunto di amichevoli o di gare di campionato, quindi Padova che però trova la reazione di nuovo con questa ricezione di Balaso. Shaw serve bene il pallone che permette di portarsi sul 3-2. Chioene Padova con Steven Marr al servizio. Il colpo del giocatore canadese non si fa fregare la Calzedonia Verona, che infatti può poi riattaccare con il numero 14 Toncek Stern e trova quindi il 3-3. Un amichevole, dicevamo nel primo set, importante per entrambe le formazioni a appena 8 giorni dall'inizio della Superlega. Il colpo al servizio di Mengozzi, Padova che si può riorganizzare, Averill che viene sporcato il suo attacco da Zingel, di nuovo James Shaw per Fedrizzi, salta alto ma tiene Padova. Shaw per Averill, colpo non tanto preciso, quindi di nuovo Verona, ma arriva il muro bianconero, buonissima la difesa di Kovačević, pallonetto, si riorganizza Padova, Shaw per Marr e arriva il punto di Steven Marr. Lunga azione per la squadra allenata da coach Valerio Baldovin. Una azione molto bella che ha strappato gli applausi del pubblico. 4-4. Taylor Averill al servizio sul 4-4 in questo secondo set. Ricordiamo Verona avanti per 0-1. 24-26, si era chiusa l'azione precedente, il muro di Stefano Giannotti, tiene però Giovi in difesa, Kovačević palleggia dalla parte opposta, James Shaw ancora per Stefano Giannotti che va di violenza e trova il 5-4 per la Chioene Padova. Taylor Averill ci invita a parlare piano per non deconcentrarlo in questa fase di servizio. Schiacciatore americano, riceve Zingel, però riceve male e Daniel Consiglia trova il punto. Sempre lui al servizio, il numero 11 di Taylor
Ancora Taylor Averill. 6-4 per la Chioene Padova contro la Calzedonia Verona. Cambia il tipo di battuta e riesce nuovamente a trovare il punto con Fedrizzi, che approfitta della ricezione errata di Giovi. Scava un solco Taylor Averill. Questa volta il colpo di Averill termina direttamente contro la rete, ma buona la sua serie al servizio, che è riuscito quindi a portare i bianconeri intanto sul +2 nei confronti della squadra di coach Gianni. Al servizio Stern, tiene in qualche modo Padova, Fedrizzi di nuovo, buonissima la reazione in difesa di Verona. Questa volta però l'attacco di Sam Holt non trova il lungolinea e trova invece la palla direttamente out. 8-5 Stefano Giannotti al servizio per la Chioene Padova in questo secondo set. Ricordiamo Padova-Verona 0-1. Verona cerca il money out con Zingel e lo trova, Consiglia non riesce a chiudere questo attacco. Verona quindi che torna alla battuta con Sam Holt. Sam Holt manda quasi 1 metro oltre la linea di fondo campo. Michele Fedrizzi adesso al servizio. Le indicazioni di coach Valerio Baldovin proprio per lo schiacciatore bianconero. Fedrizzi tiene Giovi, il palleggio di Paolucci, Uroš Kovačević trova lo spazio per mettere a terra il 9-7, sempre +2 per la Chioene Padova. Chioene Padova che, lo diciamo sorridendo, sta facendo così una sfida in competizione con la Supercoppa italiana, le semifinali che si stanno svolgendo proprio quest'oggi a Modena. A tal proposito, Azimut Modena, Diatec Trentino 2-1. Modena quindi avanti di 2 set, però con il terzo vinto da Trento in questo momento. Torniamo però alla Chioene Arena. Il colpo di Daniel Consiglia sul 10-7 che termina oltre la linea di fondo campo. Numerosi gli errori anche in questo secondo set, poca precisione in questo fondamentale. Paolucci, servizio flottante. Stephen Marr riceve di nuovo la palla, però il muro di Verona costringe di nuovo Padova a riorganizzarsi. Ancora muro di Verona, James Shaw tenta il gioco che Verona però non si fa ingannare. Stephen Marr va di violenza, ancora però buona la difesa di Verona. Uroš Kovačević questa volta trova il money out. Bene Verona in queste azioni, con il muro che va sempre a sporcare gli attacchi bianconeri, consentendo poi alla difesa di poter ricostruire l'azione. Ancora Paolucci al servizio sul 10-9. Stephen Marr non buonissimo il suo colpo, rimanda dall'altra parte del campo James Shaw, una palla tesa molto bella. 11-9. Bellissima questa azione di James Shaw, pronta ad andare alla battuta, mentre coach Valerio Baldovin dà alcune indicazioni al canadese della Chioene Padova. James Shaw trova l'angolino non coperto da nessuno e trova così il 12-9. Anch'egli un palleggiatore che già nelle gare precedenti a quella odierna aveva dimostrato buone doti al servizio. Ancora James Shaw, qualche difficoltà per la ricezione di Verona.
che si affida in questi momenti a Uros Kovacevic, un giocatore che sa sempre fare la differenza, autentico trascinatore dei propri compagni. Proprio Kovacevic alla battuta, 12-10. Il colpo, ancora la ricezione di Marr, buonissima palla veloce per Taylor Averill, non li riesce a leggere l'azione la Calzedonia Verona e quindi subisce il 13-10. Ancora Steven Marr alla battuta. Buona la ricezione di Kovacevic, il colpo, ma altrettanto buona la difesa di Fabio Balaso. Va dall'altra parte del campo Michele Fedrizzi, gli applausi della KON Arena. Arriva il fortunoso salvataggio di piede di Padova e questa volta, dopo averci già provato per una volta, Kovacevic guarda verso il campo come per dire no, questa volta lasciatemi fare punto. Ma applausi della KON Arena per i bianconeri. 13-11 in questo secondo set a favore della KON Padova. Ricordiamo però Verona avanti per 24-26 nel primo set, quindi già in vantaggio di un parziale. Il servizio di Mengozzi che termina direttamente sul nastro. Taylor Averill al servizio sul 14-11. Il suo colpo, Kovacevic, poi Paolucci per Sam Holt che manda direttamente fuori questa diagonale. 15-11 a favore della KON Padova che si porta sul +4. Ancora Taylor Averill al servizio. La sua battuta potente, però troppo bassa la traiettoria anticipata e quindi trova quasi la parte bassa della rete. Fosse arrivato un po' più bassa avrebbe dovuto portare le paste in spogliatoio, se l'ha evitato. Servizio per la Calzedonia Verona con Stern, tiene la ricezione di Padova. Buona la difesa sull'attacco di Giannotti per Verona, ancora il muro di Padova a sporcare questo attacco delle Scaligeri. Arriva il colpo di Stefano Giannotti che però non trova alcuna mano avversaria e termina direttamente out. 15-13. 15-13, Padova che continua a mantenere il vantaggio seppur di poco. Stern al servizio, rete. 16-13. Diversi gli errori anche per Verona in questa fase di gioco alla battuta. Stefano Giannotti. Il colpo di Stefano Giannotti, anche egli contro la rete. Poco da dire dal punto di vista proprio delle azioni di gioco in questa fase, probabilmente un po' di stanchezza da una parte e dall'altra della rete. Il servizio di Sam Holt trova poi la seguente azione di James Shaw che prende in controtempo mettendo a terra il pallone del 17-14. Michele Fedrizzi al servizio per la KON Padova. Giocatore classe 91, trova la ricezione, però altro colpo d'esperienza di Uros Kovacevic che urla la gioia del 17-15. Padova sempre in vantaggio, ma Verona è lì, Verona non molla. Aidan Zingel. Marr per James Shaw che smanaccia la palla dall'altra parte, ovviamente
anche lì cercando di cogliere impreparata la difesa di Verona, e così è. 18-15, rimane a +3 la KN Padova in questa fase, però ricordiamo che proprio anche nel set precedente poi Padova si era fatta recuperare proprio sul finale, quindi concentrazione che deve rimanere alta fino al termine del set. Salta alto, salta altissimo Mengozzi sul colpo di Paolucci, e quindi Padova fatica a tenere questo attacco che permette alla Verona, alla Calzedonia Verona, di andare sul 18-16. Paolucci al servizio per Verona. Mar, la sua ricezione si trasformava per poco in un attacco. Ancora Mar, questa volta invece va di violenza contro le mani del muro veronese e trova il 19-16. James Shaw. Il numero 5 di James Shaw. 19-16. James Shaw alla battuta. Palleggiatore classe 1994, 203 cm. Questa volta il suo colpo termina out, aveva cercato l'angolino che prima gli era valso il punto proprio al servizio, questa volta invece non ha trovato giustamente la mira. 19-17, Kovacevic al servizio, occhio. La palla va contro il nastro e quindi 20-17, punto importante per la KN Padova, che continua a mantenere il +3. Steven Marr e il colpo out Sul muro di KN Padova. della KN Padova a muro, che permette ancora a Verona di rimanere lì col fiato sul collo nei confronti di Giannotti e compagni. Simone Anzani al servizio. Balaso per James Shaw, il colpo di Giannotti che viene murato, prova in qualche modo Everill a metterci il piede, ma la palla aveva ormai già toccato il parquet di gioco. 20-19. Ancora Simone Anzani alla battuta. Balaso in difficoltà, però riesce Padova a mandare dall'altra parte della rete. Attenzione, Kovacevic scava il solco a terra, il solco del 20-20, e ora coach Baldovin chiama il time out. Sembra un po' una situazione già vista come nel primo set. La KN Padova deve correre ai ripari proprio verso il finale dopo aver tenuto in vantaggio per quasi tutta la durata del secondo set. Ricordiamo appunto 20-20 in questo secondo set, per chi si fosse messo in collegamento solo ora. Verona è già in vantaggio per 0-1, 24-26 ha chiuso il primo parziale a proprio favore. Ricordiamo per Padova una sola assenza, quella di Filip Sestan, che deve ancora arrivare in Italia. Si ritorna in campo sullo 0-2 a favore della Calzedonia Verona nei confronti della KN Padova. Un set, anche il secondo, che si è concluso sul 25, un punteggio abbastanza vicino tra le due squadre, però i colpi vincenti sono arrivati sempre da parte della Calzedonia Verona, che proprio adesso in questo terzo set va di nuovo al servizio con Paolucci. In casa KN Padova. Nel frattempo una sostituzione, entra il numero 13 Sebastiano Milan al posto di
Stefano Giannotti e si vede anche Marco Volpato al centro al posto di Daniel Consiglia. Proprio lui, Marco Volpato, al servizio in questa seconda azione del terzo set. Per gli impegni con la nazionale croata invece 4 pesanti le assenze in casa Verona: Lecat, Ferreira, Baranovic e Djuric. Oggi quindi coach Gianni ha creato una squadra, diciamo, differente di sicuro rispetto a quella che si vedrà dalla prima giornata di Superlega. Si è tornati in campo sul 20-20, questa volta invasione da parte della Calzedonia Verona, quindi 21-20 per la QN Padova, che ritrova il vantaggio. Al servizio Taylor Averill. Il colpo di Averill termina direttamente out. 21-21, Padova 0, Verona 2. Colpo di Volpato, palleggio a una mano di Paolucci, buonissimo per Simone Anzani, che trova la parità 1-1. Uroš Kovačević, che ha fatto la differenza anche nel secondo set. Al servizio ora sull'1-1. Il suo colpo viene considerato out e quindi 2-1 per la QN Padova. James Shaw alla battuta. Palleggiatore americano, non si fa attendere la reazione di Verona. Questa volta c'è una invasione da parte di Steven Marr, quindi 2-2. Anzani al servizio per la Calzedonia Verona. Federizi in ricezione, James Shaw per Steven Marr, tiene bene la difesa di Verona. Kovačević manda dall'altra parte del campo, Padova può riorganizzarsi, Taylor Averill cerca il punto libero del campo e trova il punto del 3-2. Steven Marr alla battuta. Verona che adesso proverà con Stern a trovare quel punto che potrebbe permettergli di riportarsi in vantaggio. Stern, buona la ricezione di Marr, Daniel Consiglia, questa volta riesce a intendersi bene con James Shaw e arriva il punto. James appunto gli dà una pacca sulla spalla. Nelle azioni precedenti non c'era stata grande sintonia tra i due. Il servizio di Giannotti trova la rete. Ghigno per il capitano bianconero, che tiene così il risultato in assoluto equilibrio, 22-22. Il colpo di Steven Marr però prende male la palla e regala così il terzo punto a Verona. 3-3 in questo terzo set, tutto numero 3 per adesso. Al servizio Stern, che trova la rete. 4-3 per la QN Padova. Una gara, a dire il vero, che per adesso non ha mostrato una grande brillantezza di gioco da una parte e dall'altra della rete, però di sicuro nei momenti decisivi le mani di Zingel e gli attacchi di Kovačević per ora hanno fatto la differenza. E arriva il fallo al servizio per la Calzedonia Verona, 23-22. Michele Federizi
Michele Fedrizzi, schiacciatore, classe 1991 della QN Padova, ricordavamo l'anno scorso a Molfetta, cresciuto però a Trento. Nel 2012-2013 aveva anche giocato alla Marmilanza Verona. Colpo forte di Fedrizzi, ma che non inquadra il campo. Fedrizzi che finora nella sua carriera in Serie A ha raccolto 958 punti, quindi in questa stagione di sicuro. Kovacevic in ricezione, l'attacco tocca il muro di Padova sull'attacco da parte di Stern, ma non si riesce poi a recuperare il pallone e quindi 4-4 tra QN Padova e Calzedonia Verona. Sam Holt alla battuta. Sam Holt tiene Fedrizzi, James Shaw per Sebastiano Milan. Può riorganizzarsi però Verona, ancora con Uroš Kovacevic. Sfrutta il muro di Milan per trovare il money out che vale il 4-5. Gli applausi anche da parte di coach Gianni, che in questo momento si è posizionato dietro alla propria squadra. Il pallonetto di Uroš Kovacevic che lancia uno sguardo di sfida verso i bianconeri. 23-24 e primo set ball per la Calzedonia Verona. Ancora una volta Verona che è pronta a chiudere questo set. Coach Baldovin chiama i ragazzi in panchina. Coach Baldovin lo vedete, anzi non lo vedete perché è leggermente fuori dall'inquadratura, però è chino nei confronti della panchina, parlando appunto con James Shaw e con Michele Fedrizzi. Altra prospettiva. 5-5 ora per la QN Padova. Al servizio Sebastiano Milan. Classe 1995 per il numero 13 di Padova. Ancora Kovacevic prova a giocare col muro, ma la palla rimbalza, trovando così il punto del 6-5, punto quindi che si può affidare a Marco Volpato. Sebastiano Milan ancora al servizio, nato a Treviso nel 1995, terza stagione per lui in bianconero. Il suo colpo tenuto però dalla ricezione, tiene bene anche Balaso sull'attacco di Kovacevic e ora il money out di Sebastiano Milan, che anch'egli va a giocare, questa volta però contro le mani del muro tentato da Mengozzi. Milan, giocatore cresciuto a Treviso, nelle giovanili del Volley Treviso, bronzo ai mondiali under 23 nel 2015. Ora l'attacco di Kovacevic che però finisce direttamente contro la rete. Kovacevic si scusa con i propri compagni e Padova che ne approfitta e si porta così sull'8-5. Ancora Sebastiano Milan al servizio. Padova parla soprattutto in lingua inglese, in quanto quasi tutti i nuovi giocatori, si tratta per loro della prima esperienza in Italia, devono ancora imparare qualche parola in italiano, se non appunto quelle di saluto che finora si dicono. Il colpo in primo tempo di Daniel Consiglia, poi tenta James Shaw il tocco di seconda nell'azione però che era decisiva per il set. Non si fa attendere Aidan Zingel e mette le manone per il 23-25, quindi 24-26, 23-25, QN Padova 0, Calzedonia Verona 2. Ci risentiamo fra poco qui, sempre in collegamento live sul canale YouTube della QN Padova.
di Milan che questa volta però termina out. Palla fuori, ma Padova in vantaggio per 8-6. Sembra un copione già visto finora, quello del terzo set. Al servizio Mengozzi. Steven Marr in ricezione, James Shaw, Steven Marr ancora al centro e prova Verona a difendere ma non ce la fa. Colpo troppo forte da parte dello schiacciatore canadese. Steven Marr, classe 94, nato appunto in Canada, giocato nella McMaster University. Giocatore che ha ricevuto anche il premio di miglior schiacciatore di giochi panamericani nella scorsa stagione. Il colpo di Fedrizzi, tiene bene però Kovacevic in ricezione che prova ora ad attaccare in parallela, non ce la fa, tiene Milan e nuovamente arriva il colpo di Steven Marr che però viene chiamato fuori. Palla chiamata fuori, 9-6. 9-7, quindi cambia il punteggio a favore della Calzedonia Verona, che può quindi sfruttare il servizio di Paolucci. James Shaw dall'altra parte della rete per Steven Marr. Questa volta viene chiamato un fallo di invasione a Verona, quindi 10-7. Prima si era lamentata Padova, adesso si è lamentata Verona, quindi anche se ci fosse stato l'errore, 1-1 e la cosa si annulla. Marco Volpato alla battuta. Kovacevic, il palleggio di Paolucci di nuovo per Kovacevic. Non si intendono Fedrizzi e Milan, nessuno di due arriva sul pallone e quindi Kovacevic mette a terra il punto che vale il 10-8. Calzedonia Verona che continua a stare a ridosso della Chioene Padova. Colpo di Kovacevic, Fedrizzi, James Shaw per Steven Marr. Diagonale, questa volta rimane sul campo. 11-8. James Shaw chiede il pallone. 11-8. Dato servizio James Shaw. Il palleggiatore bianco-nero, nato e cresciuto a Stanford nella squadra universitaria. Arriva nel frattempo il colpo di Stern che trova l'11-9, scusate. Dicevo James Shaw, palleggiatore cresciuto a Stanford nella squadra universitaria, squadra che poi Padova ha proprio affrontato qui alla Chioene Arena nel precampionato vincendo per 3-0. Ora il primo tempo di Taylor Averill che gioca con le mani del muro avversario trovando il money out del 12-9. Steven Marr al servizio per la Chioene Padova. Steven Marr ancora una volta come nell'azione precedente colpisce male il pallone al volo e quindi 12-10, regala così un altro punto alla Calzedonia Verona che rimane a -2 di distanza dalla squadra allenata da coach Valerio Baldovin. Il colpo di Stern, Fedrizzi in ricezione, James Shaw di nuovo per Fedrizzi, d'esperienza. Spinge la palla contro le mani del muro avversario e trova così il 13-10. Alla battuta ora Taylor Averill, centrale della Chioene Padova. Seconda stagione per lui in bianco e nero. 215 punti realizzati nella passata stagione. Battuta potente ma tenuta bene da Verona, ancora Verona gioca con le mani del muro bianconero, Sam Holt trova il 13-11.
Ricordiamo quindi terzo set 13-11 per la QN Padova, che continua a rimanere in vantaggio, ma Verona è forte della vittoria dei due precedenti set, 24-26 e 23-25. Ora la no look di Marco Volpato e 14-11. L'applauso del pubblico della QN Arena per questa azione. Sebastiano Milan al servizio. 14-11. Il palleggio per Kovacevic, che trova il punto, spinge la palla anche lui e trova il money out. Kovacevic, giocatore della Serbia, classe 1993, alla sua seconda stagione con la maglia della Calzedonia Verona, per lui un passato a Modena. Mengozzi, il suo servizio contro la rete. Stefano Mengozzi, uno dei giocatori più esperti, diciamo così, della Calzedonia Verona. Moltissimi anni trascorsi a Ravenna per lui, dalla Serie B1 alla 2 fino ad arrivare alla Serie A1. E per lui quest'anno l'esperienza con Verona. Nel frattempo il servizio di Michele Fedrizzi, che termina contro la rete 15-13. Alla battuta ora la Calzedonia Verona con il suo palleggiatore. James Shaw può organizzare questa azione, muro decisivo a 1 di Kovacevic sull'attacco di Sebastiano Milan, che ha colpito pienamente il pallone, pieno anche il muro di Kovacevic. 15-14. Ancora Paolucci al servizio. James Shaw per Steven Marr, tiene però la ricezione, scusate, la difesa di Verona. Si può riorganizzare Padova, che cerca nuovamente con il proprio palleggiatore Steven Marr. Steven Marr trova il money out, che vale il 16-14 per la QN Padova, quando al servizio va Marco Volpato. Marco Volpato, che ha rinnovato con Padova fino alla stagione 2018, un centrale classe 1990 di Bassano. Ora arriva il colpo di un altro centrale, ma è quello veronese, Simone Anzani. Trova così il punto del 16-15. Di nuovo fiato sul collo della Calzedonia Verona nei confronti della QN Padova. Al servizio il numero 5 Kamil Baranek. James Shaw si affida nuovamente al primo tempo di Taylor Averill, che gioca nuovamente con le mani del muro veronese, continuando a mantenere il +2 nei confronti della squadra allenata da coach Gianni. James Shaw ora al servizio. Colpo centrale che però si abbassa troppo velocemente e termina contro la rete. Per pochi centimetri non prendeva la testa di Taylor Averill. Può andare al servizio la Calzedonia Verona sul 17-16. La palla di Simone Anzani, tiene Balaso in ricezione, tentativo di pallonetto di Sebastiano Milan. Verona però non si fa intimidire, prova a riorganizzarsi ora in attacco con il numero 14 Stern. La palla passa tra le mani del muro bianconero e trova così la parità sul 17-17. Padova quindi che va a chiamare il time out tecnico. Nel set precedente si era arrivati sul 20-20 e adesso invece 17-17.
17-17, time out chiamato da coach Valerio Baldovin. Padova che deve cercare di portare a casa questo set per riaprire questo test match, ricordiamo il penultimo prima dell'avvio della Superlega, che si giocherà il 2 ottobre alla Chioene Arena, quando sarà ospite la Bunge Ravenna, ore 18. Nel frattempo sono giunti altri spettatori alla Chioene Arena per vedere questo test match. Anzani a servizio. Oltre 300 gli spettatori, buona affluenza di pubblico in questo sabato 24 settembre. Si ritorna nel frattempo in campo sul 17-17 di questo terzo set. Baleaso in ricezione, il palleggio di James Shaw, Sebastiano Mila mantiene il muro di Mengozzi, Padova che ora va all'attacco con Steven Marr, una palla quasi in verticale la sua, e trova così il pallone numero 18. Servizio di Steven Marr, potente, però tiene in qualche modo Verona, gioca con le mani del muro il numero 14 Stern e riesce così a trovare un punto che sembrava veramente difficile da realizzare dopo il forte servizio di Steven Marr. Lo stesso Stern, realizzatore del punto, ora al servizio. Il suo colpo però trova la rete e permette a Padova di riportarsi in vantaggio 19-18. Taylor Averill alla battuta. A servizio Taylor Averill. Colpo di Taylor Averill viene ricevuto bene da Verona, che ora va all'attacco, ma c'è un fallo di invasione per la Chioene Padova e quindi di nuovo parità, 19-19. Ricordiamo, Padova sta giocando questo terzo set contro la Calzedonia Verona, Verona che è in vantaggio per 2-7-0. Sam Holt, palla che tocca il nastro, non si fa fregare Volpato che sfrutta i suoi centimetri. Adesso Steven Marr difende in qualche modo, James Shaw per Michele Fedrizzi, palla che viene ben difesa, ancora Volpato attento sotto rete, il muro di Marco Volpato, molto attento in questa azione, lunga azione con Volpato, si può dire protagonista. Marco Volpato ha toccato molti palloni, tra cui alla fine quello decisivo. Al servizio sul 20-19 Sebastiano Milan. James Shaw per Michele Fedrizzi e trova un colpo molto potente che questa volta il libero Andrea Giovi non riesce a tenere. Andrea Giovi, ricordiamo, il libero di Verona l'anno scorso a Perugia, uno comunque dei migliori nel suo ruolo. Bello anche quindi questo scontro oggi alla distanza tra i due numeri 7 delle due squadre, appunto Giovi e Balaso. 21-20, Mengozzi al servizio. Colpo di Mengozzi, ancora nuovamente sulla rete. Mengozzi oggi non riesce molto bene in questo fondamentale, alla battuta tocca sempre il nastro, però questa volta il suo servizio arriva in un punto delicato del match, 22-20. Michele Fedrizzi potente e questa volta trova l'ace, 23-20, ace di Michele Fedrizzi che dice
verso i compagni, 1. Oggi almeno ne ho fatto 1. Ancora Michele Fedrizzi, questa volta trova la rete. Michele Fedrizzi, nonostante l'ace realizzato, di solito ha una maggiore efficienza alla battuta. Quest'oggi si è visto insomma dei suoi gesti di stizza che non ha trovato quella lucidità necessaria, però 23-21. Paolucci al servizio, scivola la palla Fabio Balaso, in qualche modo Milan rimanda dall'altra parte, però Verona adesso si può riorganizzare. Mar ne approfitta di questa palla che correva a filo rete, toglie la palla a Paolucci e quindi 24-21. Set ball quando arriva il servizio di Marco Volpato, 24-21 per la KioN Padova. Palla che termina out, il giocatore si dà un colpo sul petto, si scusa con i propri compagni. 24-22, 2-0 a favore della Calzedonia Verona, ma Padova che deve cercare di riaprire il set. 24-22, il colpo di Baranek che termina direttamente out e quindi 25-22. Riapre il match la KioN Padova e quindi si va al quarto set. Noi ci sentiamo fra qualche minuto per l'inizio di questo quarto set tra KioN Padova e Calzedonia Verona. Si ritorna online qui alla KioN Arena. Punteggio di 1-2 a favore della Calzedonia Verona quest'oggi in questo penultimo test match della stagione prima dell'avvio della Superlega 2016-2017. Padova incontrerà Verona qui alla KioN Arena solo a dicembre, mentre Padova alla KioN Arena affronterà Ravenna il 2 ottobre alle ore 18. Primo appuntamento stagionale, moltissime le novità in casa bianconera, tra cui l'avrete letto nei giorni scorsi la presenza delle KioN Girl, una novità che darà di sicuro nuove possibilità di spettacolo al di fuori del semplice match, che comunque continua ad essere la cosa più interessante per i nostri tifosi bianconeri, che da diversi anni possono riempire questa KioN Arena. Ricordiamo sempre oltre 2000 gli spettatori di media alla KioN Arena per gli appuntamenti di Superlega. Si torna in campo in questo quarto set, cambio in casa Patavina con Francesco Zoppellari al palleggio al posto di James Shaw. Ritorna in campo questa volta Stefano Giannotti come opposto, mentre Sebastiano Milan viene spostato in banda. Steven Marr prova il pallonetto, Verona non si fa attendere e arriva al punto con Baranek. 2-0 per la squadra di coach Gianni in questo quarto set. I suggerimenti nel frattempo di Baldovin vicino alla linea del proprio campo per i propri giocatori. Zoppellari per Stefano Giannotti, che trova le mani del muro di Anzani, gioca però con lui e quindi trova l'1-2. Steven Marr alla battuta. Colpo morbido di Steven Marr, Giovi tiene in ricezione, Baranek, di nuovo Baranek
Di nuovo per lui questa palla del 3-1. Verona che, ricordiamo, è in vantaggio per 2-7-1, i primi 2 set vinti, il primo ai vantaggi 24-26, il secondo per 23-25. Ora però Baranek spara out abbondantemente il pallone, entra nel frattempo Daniel Consiglia, quindi Haverhill tenuto fuori in questo avvio di quarto set. Coach Baldovin cerca quindi di far giocare tutti gli effettivi e cerca nuove soluzioni proprio per studiare quelle che potrebbero essere varie situazioni che si creeranno nel corso della stagione. 3-3 dopo il punto realizzato da Sebastiano Milan. Al servizio Marco Volpato, palla che tocca pericolosamente la rete, non prende bene la palla Sam Holt, Giannotti ne approfitta, non chiede permesso e butta a terra la palla del 4-3. Ancora Marco Volpato al servizio. Il suo colpo, Baranek in ricezione per Simone Anzani. Simone Anzani però non riesce a colpire bene la palla che si spegne contro la rete. 5-3. Padova che recupera così lo svantaggio iniziale. Colpo di Volpato, Giovi scivola proprio il pallone al palleggio e trova il 5-3, ace di Marco Volpato, però qui qualche colpa da attribuire al palleggio errato di Giovi. Palla ancora insidiosa per Marco Volpato, una palla flottante che però, c'è da dire la verità, più di qualche volta nel corso anche della passata stagione ha trovato dei punti importanti. Ricordiamo anche nella serie contro Modena era addirittura diventato una sorta di spauracchio il servizio di Volpato. 7-3, questa volta Verona che può attaccare, ma arriva il muro di Daniel Consiglia su Simone Anzani. 8-3, l'urlo liberatorio dello sloveno della KON Padova. Daniel Consiglia, classe 1990, l'anno scorso allo Sport Club Pozionica Like Dob. Per lui anche esperienza col Salonit e col Pravazina, sempre nel campionato sloveno. 8-4 nel frattempo qui alla KON Arena in questo quarto set a favore della KON Padova. Il colpo di Anzani preso male proprio col palmo della mano e palla che si va a spegnere a metà rete. 9-4 per i bianconeri che, ricordiamo, hanno conquistato il 2-1 nel set precedente dopo che Verona si era portata in vantaggio. Arriva ora il primo tempo vincente di Mengozzi per il 9-5. Balaso con la palla che gli si incastra tra le ginocchia. Stern alla battuta per la Calzedonia Verona. Suo colpo, non si intendono. Mar e Milan si guardano chiamando entrambi la palla. Alla fine nessuno dei due la riesce a prendere bene. Ora il 5 tra i due giocatori che dicono va bene dai, al prossimo giro ci andrà meglio. Ancora Stern alla battuta. Questa volta Mar alla ricezione. Zoppellari, palla che viene accompagnata da Sebastiano Milan. E punto che va così alla Calzedonia Verona. 9-7, accorcia le distanze. Quando ancora al servizio va sempre lui, Toncek Stern per la Calzedonia Verona. Il suo colpo, palla che sfiora il soffitto della KON Arena. Palla sporca e poi viene chiamato il fallo
giustamente alla KON Padova. 9-8, Padova imprecisa in questa fase di gioco, e Toncek Stern che ne approfitta ancora al servizio. Palla che tocca Steven Marr, che si butta a terra cercando di togliersi dalla traiettoria, invece arriva l'ace di Stern, classe 1995, giocatore nato a Maribor, anch'egli giocatore sloveno, giocatore quindi che coach Gianni conosce bene in quanto allenatore anche di questa nazionale. Stern che ha giocato dal 2013 al 2016 alla passata stagione, fino alla passata stagione nella Slovenia. Si torna in campo, 9 pari. Devi guardare qua, devi semplicemente. Servizio Calcedonia Verona con Stern. Il Borussia Zernotti passa in vantaggio Verona 10, Calcedonia Verona 9, KON Padova. Ancora Stern al servizio. No. Palla in rete. 10 pari. Quarto set. Sebastiano Milan al servizio. Milan ora al servizio sul 10-10 tra le due squadre. La ricezione di Baranek, smanaccia dall'altra parte Stern, può riorganizzarsi Padova con Steven Marr che trova il punto dell'11-10, pardon. E ancora Sebastiano Milan alla battuta. Sebastiano Milan al servizio per KON Padova. Milan che adesso in questo set viene schierato come schiacciatore. Il suo colpo, Baranek in ricezione, Paolucci, il muro di Padova su Stern. In qualche modo Verona rimanda dall'altra parte. Zoppellari per Daniel Consiglia e il suo primo tempo è vincente. 12-10. 12-10. Quarto set. KON Padova A servizio il 13 di che continua a mantenere un piccolo vantaggio nei confronti della Calcedonia Verona. Ricordiamo però Verona che sta portando avanti la partita sul risultato di 2-1 grazie ai primi due set vinti qua alla KON Arena. Precedentemente poi Padova è riuscita a agguantare il terzo set, calato un po' Verona rispetto ai primi due parziali. E ora servizio direttamente out, sempre da parte della Calcedonia Verona. Padova che va quindi alla battuta sul 13-11 con Daniel Consiglia, giocatore che ha anche disputato la Coppa CEV nella passata stagione. Il colpo di Consiglia a tutto braccio, bene però Verona in ricezione. Di nuovo il muro di Padova consente a Verona di riorganizzarsi, ma l'arbitro blocca l'azione e chiama l'invasione. Quindi punto per la Calcedonia Verona che accorcia le distanze e va sul 13-12. A servizio ci va Stefano Mengozzi.
Qualcuno è passato davanti alla telecamera, ma lo scusiamo. Il palleggio ora di Zoppellari per Giannotti, che però sbaglia completamente l'attacco, si scusa. 13-13, prende male la palla Giannotti, quindi la manda abbondantemente fuori. Mengozzi al servizio, giocatore ex Ravenna, dicevamo prima. Ravenna, squadra che Padova incontrerà il 2 ottobre qui alla Chioen Arena alle ore 18. Nel frattempo il primo tempo di Marco Volpato e ora il pallonetto di Baranek che manda fuori tempo ben 3 giocatori bianconeri. Si arrabbia Fabio Balaso che scaraventa a terra il pallone e Verona che trova così il vantaggio in questo quarto set. 13-14, ancora Mengozzi al servizio. Mengozzi tiene Balaso in ricezione, Zoppellari per Giannotti e questa volta arriva il punto. 14-14. C'è stato un momento di silenzio in tutto il Palasport, non si capiva se la palla fosse stata veramente dentro o fuori, ma lo stesso coach Gianni, che era da posizione favorevole, ha segnato con il dito che la palla era dentro. Quindi 14-14, Zoppellari alla battuta. Verona con Anzani tiene Balaso in difesa, palla buttata dall'altra parte in qualche modo da Steven Marr. Verona che gioca col muro bianconero, Zoppellari per Steven Marr e arriva il punto. Lunga azione conclusa a favore della squadra bianconera. Francesco Zoppellari, tornato a Padova dopo 2 stagioni passate al Club Italia a Roma. Un giocatore dalle grandi promesse. E ora il colpo di Anzani, questa volta Balaso non riesce nel miracolo. 15-15. E Verona che vuole cercare di mettere la parola fine a questo match che sta conducendo per 2-1, però Padova dovrà cercare in tutti i modi di portare al tie break la squadra veronese. Arriva il primo tempo, molto veloce, la palla di Zoppellari per Volpato, i due si sono intesi alla perfezione. 16-15. Stephen Marr al servizio. Il colpo di Marr questa volta sulla rete. 16 pari, si prosegue punto a punto in questa fase di gioco. Con Baranek questa volta alla battuta per la Calzedonia Verona. Balaso ancora in ricezione, palla che però va dall'altra parte del campo. Verona può riorganizzarsi e Sam Holt trova il pertugio tra le braccia del muro patavino. 16-17, vantaggio per la Calzedonia Verona e coach Valerio Baldovin chiama time out in questa fase di gioco. Intanto salutiamo il giornalista Massimo Salmaso che passa davanti alla nostra videocamera. Massimo Salmaso, cariatide della pallavolo padovana. Ovviamente si scherza, anche lui sarà domani protagonista nelle vesti però di presentatore in Prato della Valle per la presentazione del movimento della pallavolo padovana che si svolgerà alle ore 12 in Prato della Valle, quindi vi attendiamo tutti, non solo per la presentazione della Chioene Padova ma per quella dell'intero movimento patavino. Ricordiamo oltre 10.000 i tesserati per la Federazione Italiana Pallavolo di Padova. Intanto gli applausi del pubblico nei confronti della Chioene Padova che torna in campo con il colpo di Sebastiano Milan che non viene tenuto dalla difesa di Verona.
17-17. Marco Volpato ora al servizio. 2-1 parziali per Calzedonia Verona. Fox, Volpato al servizio. Marco Fox Volpato, la sua battuta che si spegne contro la rete. 18-17 per la Calzedonia Verona. Palla in rete, quindi 18 Calzedonia Verona, 17 QN Padova. Al servizio col numero 17 Simone Anzani. Anzani un giocatore molto importante per la compagine di coach Andrea Gianni. Out, l'attacco della Calzedonia Verona. E ora arriva l'attacco out della Calzedonia Verona, 18-18. Punto alla QN Si gioca punto a punto questo Zannotti a servizio. quarto set. Dicevamo di Anzani, classe 1992. Per lui questa sarà la quarta stagione a Verona. E nel frattempo arriva l'ace di Stefano Giannotti, 19-18. Trova di nuovo il punto che manda in vantaggio la squadra bianconera. Capitano bianconero alla battuta, questa volta però la palla termina contro la rete. Stefano Giannotti, cresciuto, si può dire, nelle giovanili della allora sempre Volley Padova, stiamo parlando della stagione 2008, prima ancora che nascesse la Pallavolo Padova. Giocatore che dopo la sua esperienza a Mestrino è arrivato in Serie 2 nel 2010. Pian piano ha conquistato la fiducia dei vari coach fino a trovare insomma il ruolo di capitano. E la QN Padova ritrova il vantaggio sul 20-19 con Sebastiano il Milan che questa volta va alla battuta. Il giocatore trevigiano trova la ricezione avversaria, però cerca il gioco di prestigio Paolucci, ma i suoi compagni di squadra non lo capiscono e la palla termina poi a terra. 21-19 al servizio, ancora Sebastiano Milan. Palla che viene in questa azione toccata da Daniel Consiglia, che però non arriva nella parte alta del tetto della QN Arena. Ora l'attacco di Stern con Balaso che spizzica il pallone e palla punto quindi per la Calzedonia, che va così sul 21-20. 21-20 per la QN Padova. Verona che è lì col fiato sul collo nei confronti della squadra bianconera, oggi in tenuta bianca. Steven Marr, ancora lui, e invece la palla viene chiamata out, palla fuori. I giocatori bianconeri stavano già esultando, ma la palla viene vista fuori dai due arbitri e quindi 21-21. Servizio di Sam Holt che toglie via le castagne dal fuoco alla squadra bianconera e quindi 22-21. Padova ancora in vantaggio, entra nel frattempo Nicolò Bassanello al posto di Fabio Balaso, anch'egli cresciuto nel settore giovanile bianconero. Il canale YouTube della QN Padova. Con le mani l'applauso QN Arena. 2-2 qui. Dicevamo di Nicolò Bassanello, un giocatore che è arrivato fino alla Serie B, ricordiamo appunto con la Pallavolo Padova, poi dall'anno scorso il secondo di Fabio Balaso, un giocatore che sta crescendo molto.
La cosa curiosa è che Bassanello ora sta giocando col numero 4, maglia da libero, ma in realtà è schierato come schiacciatore e quindi non è un problema per i daltonici, state tranquilli. Se vedete due giocatori con la maglia blu, il libero è il numero 7. Bassanello in ricezione, ora Balaso all'indietro per Stefano Giannotti, che però sbaglia l'attacco e regala il numero 24, 23-24 e match ball per la Calzedonia Verona, che potrebbe così chiudere il match a proprio favore. 23-24, set molto combattuto. Al servizio ora Paolucci, palla che però termina contro la rete, ancora qualche spiraglio per i bianconeri. 24-24, se andrà così ai vantaggi. Steven Marr alla battuta. Palla fortissima, tiene bene però Alessandro Frigo, e ora arriva il muro di Milan che porta in vantaggio la Chioene Padova. 25-24, set ball per la Chioene in questo quarto set. Ricordiamo Verona avanti di 2-1. Tiene ancora Frigo in ricezione, palla che non tocca nessuno e palla che va direttamente out. 26-24, Stern si lamenta, dice qualcuno l'ha toccata. A dire il vero a noi non sembrava, però ci vorrebbe il video check in situazioni come queste. Quindi 26-24, sfida che va al tie break. Padova era sul 0-2, è riuscita a recuperare 2-2 e ora si gioca tutto in questo quinto set. Togliere le braccia dalla traiettoria, punto quindi per Mengozzi, che trova così un ace e questa volta manda sulla rete. 9-7 per la Chioene Padova, con al servizio lo sloveno Daniel Consiglia. Consiglia centrale classe 1990, 201 cm di altezza per questo giocatore. Il colpo di Baranek, ma il muro di Marco Volpato che rimbalza contro un giocatore veronese e palla che poi termina lì dove nessuno può arrivare. 10-7 per la Chioene Padova. Gli applausi del pubblico che sta assistendo a quest'ultimo test match casalingo, perché poi la sfida con Trento si giocherà giovedì. Nel frattempo servizio vellutato di Consiglia che termina prima delle mani di Paolucci, che si era inchinato per prendere la sfera. 11-7 quindi per i bianconeri. Altra palla insidiosa. Baranek gioca ancora con le mani del muro, ma questa volta gioca meglio. Zoppellari prova in qualche modo a recuperare il pallone, ma era ormai andato a cozzare contro il seggiolone dell'arbitro. 11-8 e Paolucci al servizio. Steven Marr in ricezione, Volpato che sembra quasi rubare la palla a Steven Marr in questa azione. Il muro di Volpato con la mano sinistra. Scherza con Fabio Balaso come per dire non volevo farlo, mi è arrivata sulla mano. Punto del 12-8, sorride Marco Volpato.
Nel frattempo le indicazioni di coach Baldovin per Zoppellari. Palla alzata da Paolucci di Anzani, che era terminato out, ma Padova ammette il tocco in questa azione, quindi 12-9, più 3 per la Chioene Padova. Baranek e il suo colpo potente ma completamente sbagliato. 13-9, si avvicina alla chiusura di questo tie break. Steven Marr alla battuta. Pallone lento, flottante. Ancora Padova che può riorganizzarsi. Milan che trova una traiettoria troppo lunga, forse voleva cercare il tocco di qualche giocatore che però non è arrivato, e quindi 13-10. Verona che deve cercare di ottimizzare le prossime azioni per recuperare il gap di svantaggio. Simone Anzani al servizio. Milan, Zoppellari per Link. Jakob Link butta a terra il pallone del 14-10 e quindi match ball per la Chioene Padova, che dallo 0-2 si trova ora a poter chiudere. Gli applausi intanto del pubblico di Padova. Arriva l'ace di Marco Volpato e chiude la Chioene Padova questo test match per 3-2 a proprio favore. Una vittoria importante soprattutto per il morale. C'è da dire, da ricordare comunque che in casa Verona mancavano Lecat, Ferreira, Baranovic e Djuric, quindi giocatori importanti per la compagine di coach Gianni. Noi vi ringraziamo quindi per aver seguito questa diretta su YouTube, sul canale YouTube della Chioene Padova, e quindi vi diamo appuntamento per i padovani che ci potranno essere domani, domenica 25 settembre, in Prato della Valle alle 12 per la presentazione della